L'anno primo dell'introduzione della posta elettronica certificata all'interno del processo tributario. Una speranza per il futuro che le cose possano migliorare, anche perché nel trattare i dati fra i mesi di luglio del 2011 e del 2012 di passi in avanti se ne sono registrati pochi. La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario e tributario svolta a semestre è stata l'occasione di un bilancio delle attività delle commissioni tributarie del Veneto. Quasi 10.000 ricorsi pendenti, 9.865 per la precisione. Ne sono stati esauriti la metà, 4.871, di cui 3.300 con ordinanza o decreto e oltre 1.500 con sentenza. 5.000 restano quindi pendenti. In commissione tributaria regionale 1.600 ricorsi sono finiti in pubblica udienza e solo il 15%, 282, ristretti in Camera di Consiglio. Treviso è la provincia che si è dimostrata più attiva con 1.230 procedimenti, seguita a ruota da Venezia, Vicenza e Verona. Padova si stabilisce sui 770 ricorsi trattati, ben lontane ci sono Rovigo con 372 e Belluno con 230. Le materie da contendere sono variegate, almeno una ventina. La maggioranza dei ricorsi ha riguardato le imposte dirette, l'IRAP, l'IVA, l'imposta di registro e l'ICI. Quest'anno nessun ricorso ha invece riguardato ipoteche ed è un po' una novità. Tasto dolente restano i tempi di discussione dei provvedimenti. A seconda delle sezioni si va dai 5 mesi, 143 giorni, a oltre un anno e mezzo, 548 giorni. Il personale in organico, come in altri comparti della nostra giustizia, cerca di fare il possibile di fronte alla marea di procedimenti che si accumulano però progressivamente.